Dopo i tavoli di lavoro sul futuro della città lagunare, il laboratorio permanente Stazione Marittima ha organizzato un confronto tra i candidati sindaci sui temi al centro dell'iniziativa dello scorso 28 marzo. Quello che ne è emerso è che per una Venezia città globale, e per globale intendiamo tutti quei parametri che la rendono competitiva e attrattiva verso cittadini e imprese, altrimenti è una città che chiaramente è destinata a un declino, serve una visione strategica in equilibrio tra salvaguardia e innovazione. Al centro della proposta politica di Gianangelo Bellati, il primo a intervenire di fronte al centinaio di persone radunate nel padiglione acque dell'Expo, l'idea di uno statuto speciale per Venezia, da ottenere in sede europea nel caso Roma si rivelasse sorda a questa richiesta. Diventi Venezia un progetto comune di interesse europeo. Se non ce la facciamo col livello nazionale che fino ad oggi non ci ha aiutato, guardate la questione degli sgravi fiscali, lo dobbiamo fare con il livello europeo. Questo è il nostro progetto. Per Luigi Brugnaro, invece, la priorità è sottrarre l'amministrazione della città a quello che lui chiama il blocco sociale dei nullafacenti, che a suo dire ha già rovinato altri capoluoghi italiani come Napoli, Roma e Milano. A Venezia Tuona non deve succedere. Stiamo chiudendo Murano perché sono degli insipienti, degli incapaci, sono bravi ragazzi, capisco, non sono cattivi, ma certe volte si è proprio stupidi. Io lo continuo a dire, mi dispiace, è quello che penso, lo dirò sempre. Per l'ambientalista Gianpietro Pizzo, a minacciare la città è invece la filosofia delle grandi opere che, secondo gli esponenti del suo movimento Venezia Cambia, andrebbe radicalmente ripensata. Non vogliamo opere grandi, vogliamo grandi opere nel senso vero di opere, e la prima grande opera che manca a Venezia tutta come territorio comunale, è la manutenzione, la cura del territorio, la cura della città. Il senatore PD Felice Casson dal canto suo promette un rinnovamento che parte innanzitutto dagli amministratori, non soltanto a livello politico. C'è assolutamente la necessità di cambiare volto innanzitutto, ma non solo al sindaco, ma alla squadra di giunta, alla squadra che comporrà i vertici delle società partecipate.